13° turno del campionato juniores che propone la sfida tra Nissa e Paternò allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Si gioca la seconda giornata del girone di ritorno. Padroni di casa che vogliono rimanere in scia della capolista Siracusa, specialmente dopo la pirotecnica vittoria ottenuta ad Enna nell'ultimo turno per 5-3. Sul fronte opposto gli etnei si trovano a metà classifica e nello scorso weekend si sono aggiudicati il derby etneo contro l'Acireale con il punteggio di 3-2. Dirige l'incontro il signor Pietro Bennici e la sezione di Agrigento, quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Massimo Lo Giudice passiamo a raccontarvi il film di partita che si apre al settimo. La prima occasione di marca nissena. Sabbar serve la Monica sul binario Mancino, mette dentro per Mandalà che di testa però spara in bocca a bara. Primo cambio forzato per la Nissa, dentro Sanchez proprio per Sabbar al 27esimo, la sfera in profondità per la Monica che arpiona il pallone, calcia trovando la parata in due tempi a parte dell'estremo difensore paternese. Paternò che batte un colpo un minuto dopo la mezz'ora, la sfera arriva a Privitera che ci prova dalla distanza trovando la provvidenziale deviazione in corner da parte di Russo. Al 39esimo corner messo dentro per Catalano che di testa trova ancora una volta i guantoni e l'estremo difensore nisseno. Tramonta così la prima frazione di gioco sul parziale ad occhiali. Passiamo con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacopello a quanto accaduto nella ripresa. Un minuto al rientro in campo e le formazioni. Privitera per Mocerino, mette dentro la sfera allontanata da Russo sui piedi di Febbraio che manda clamorosamente alto a buona posizione. Al 49esimo Camara sfonda sulla destra, serve il compagno Mandalà che ci prova per ben due volte trovando prima la respinta di Bara e poi il palo esterno. Secondo cambio per la Nissa con Testa che fa il suo ingresso in campo al 63esimo, corner messo dentro sul secondo palo per Garifi che colpisce di testa senza impensierire l'estremo difensore paternese. Al 65esimo ancora un attacco alla profondità di La Monica che va alla conclusione, il suo fendente trova ancora una volta pronto e reattivo l'estremo difensore Bara. Al 73esimo direttamente da piazzato ci prova Torregrossa, Bara vola a mandare in corner tra i migliori in campo l'estremo difensore rosso-azzurro. Intanto si gioca la carta amico il tecnico nissegno in luogo di Massaro. 6 minuti dal termine del tempo regolamentare, continua a spingere la Nissa, la palla messa dentro da Camara per Mandalà, la sponda per Torregrossa, ancora una volta un super Bara a smanacciare in corner. L'ultima occasione però è di marca paternese con Ragonesi che cerca il destro giro, trova la pronta risposta da parte di Russo. Termina così la sfida del Marco Tomaselli, né vinti né vincitori, 0-0 tra Nissa e Paternò. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.